E buongiorno a tutti, so felice di ritrovare per una settimana nuova di Campa qui in TRCFM. Siamo trova la zorme un marzulino settimana. Prima d'appa, nanta comuna di Galeria in Kirchisani, a ritrovare un poeta che è nato qui in la zorma, si chiama Francesco Simeoni, ci aspetta in casa Zoia. France Bleu, RCFM. Qui siete in Kirchisani, è un piacere di pastori, dove sono andato, facevo parte di Uva Somma, c'è un marzolino, un marzolino, e in fondo alla marzolino c'è Kirchisani. Allora, qui era un piacere di pastori. A storia di Uva Somma era la piaggia con euro, perché i pastori montagnani impiegavano, passavano l'inverno in Falasomma e l'estate in euro. Dunque io sono andato qui, in montagna impiegava e dunque è stato creato sotto Napoleone III, penso, hanno creato due scagni perché c'erano nascite e morti, gente che morivano, cioè dunque lo Stato civile, e hanno fatto due scagni amministrativi che sono diventati comuni, a Monte e Montestremo. Qui dopo Mazzolino e Calinzano. A morire soprattutto io sono andato qui, ho fatto un giardino qui da Valasomagnolo, sono andato a scuola in Galeria, in Calenzano, in Corte, e dopo mi sono ingaggiato all'età di 18 anni. Ho fatto una carriera e poi dopo ho lavorato qualche anno come commerciale in Renault e dopo mi sono ritirato qui e ho fatto a mia casa qui e quello a ritirato mi abbiamo una dico. Ma rappresenta sempre un luogo dove c'è sempre un po' l'anima corsa. C'è parecchi campagnoli, pastori, c'è 6 giorni scabraggi e piguraggi, caneva che tutto, la charcuteria, lavorano 6 giorni veramente travagliatori. E c'è un po' l'anima corsa, sono tutti, quasi tutti paesani qui. Tra cui i Simeoni, ha una passione tutti i giorni, quando un soggetto gli tocca, bene un'ispirazione, ha scritto tanti parecchi soggetti, dunque hanno andato la zombie, dunque ho scritto una poesia, me ne posso di una piccola strovata, se tu passi per questa contrada, anche così la strada è lunga, ne mi hai fatto una piantata, sarà in corsica profonda, passa già in quella giornata, non ti basta una stonda. Francava la bocca di un marzolino, scoprire un nido di verdura, dove la liscia o spino, l'animale in due pianura, pulita come un giardino da quelli che l'hanno in cura. Et demain, nous serons à Galéria avec François Cadava. Nous allons parler notamment du village en sa compagnie. A domani dunque per Zeida de Campacui tra Falazorme e Marzolino. France Bleu,